Ciao, benvenuto. Oggi sono nel Parco delle Prealpi Giulie. Avevo un po' di tempo, ho deciso di fare un'escursione abbastanza veloce, un paio di ore, e quindi sono venuto a Casera Cal. Questa è una casera del Parco delle Prealpi Giulie. Circa una decina di anni fa è stata ristrutturata, l'hanno rifatta quasi completamente e poi dei ragazzi che oggi appartengono al CAI di Faedis la gestiscono, la tengono da conto, davvero come un gioiellino, dentro c'è di tutto, è praticamente perfetta. Per venire qua ci si impiega meno di 2 ore, il cartello mi pare sotto diceva un'ora e mezza, io sono stato anche meno, e il sentiero è molto semplice, la prima parte magari è un po' ripida, però dopo sì, non è niente di difficile, poi è tutto nel bosco, quindi anche se fa caldo, come oggi, insomma è abbastanza piacevole. Dalla casera poi si può salire qui dietro sul Monte Banera e il Plagne fino al Monte Guarda e scendere in Valresia. Per oggi io mi fermo qua, sono da solo, fa caldo, poi adesso continuando per su i prati c'è l'erba alta, ci sono anche un po' di ortiche, quindi no, non mi va di martoriarmi le gambe. Per oggi mi fermo qua, è comunque un bel giretto, mi mangio una cosa, sto un po' fuori, mi godo un po' la giornata, anche se purtroppo fa caldo, è umido, ma è tutto velato. Adesso sta uscendo un po' il sole, prima addirittura ha piovuto un po'. Boh, vediamo, speriamo che migliori. Allora adesso ti faccio vedere la casera e dopo mi mangio una roba. Questa è Casera Cal, 2 piani, struttura in muratura e legno. Per l'appunto è una casera del parco delle Prealpi Giulie e la casera ha 2 piani per l'appunto, quindi questo è il piano terra, grande sala, dove vabbè, c'è il tavolo, panche, sedie, e dopo da questa parte c'è un po' di legna, c'è una stufa, una cucina economica e un fornellino con il gas. Fuori c'è la bombola e questo, beh, adesso non lo so, ma l'ultima volta che sono stato qui era funzionante. Ci sono diversi armadi ed è veramente pieno di suppellettili e cose da mangiare. Lì c'è una piccola dispensa, sono pentole, padelle, un po' appese in giro, un po' negli armadi. Questo è il piano inferiore, poi c'è anche il piano superiore, si fanno le scale. Adesso c'è un po' di poca luce, ma spero comunque si vede, beh sì, qualcosa si vede, dai. Allora, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 posti letto sul materasso, rete e materasso, e poi c'è finestra con tendina e fuori dove ero prima. Casera, tutto il tetto perfettamente coibentato, tutto in legno, qui passa anche la cappa, quindi per l'inverno un po' di calore di sicuro arriva anche sopra. Qui c'è il cassettone con le coperte e beh, questo è il piano superiore, non ci sono i cuscini. Quindi bisogna portarsi quello gonfiabile, altrimenti penso si può usare una coperta, è veramente pieno di coperte. Quindi come ti dicevo fuori, la casera viene gestita da un gruppetto di ragazzi che appunto hanno iniziato questo diciamo, progettino di gestione quando qui non c'era niente, hanno trovato dei fondi, sono riusciti a comprare diversi materiali di seconda mano, hanno organizzato dei voli di elicottero con il parco, hanno portato su tutta la roba, hanno sistemato, hanno costruito una piccola tettoia dietro, c'è la cisterna dell'acqua piovana, hanno fatto un lavorone e continuano a farlo. Io circa l'anno scorso sono stato qua e li ho incontrati, ci ho parlato un po' con loro e mi hanno detto che bene o male insomma vengono su abbastanza spesso a controllare, a sistemare ed effettivamente è perfetta. Cioè, c'è di tutto, anche di più di quello che serve, e c'è ogni comfort a 1300 metri, a 2 ore di strada da un paese in cui ci abitano 3 persone probabilmente, se no bisogna andare un po' più in giù per arrivare a un paese un po' più grande. Qui non sono mai stato a dormire, ma mi dicevano che si sta benissimo, non si soffre assolutamente il freddo. Adesso ti mostro un po' la panoramica che si ha dalla casera. Questa è
la Valresia, la parte sud diciamo della Valresia, con Sella di Carnizza, quella là è una chiesetta, poi ci sono tutti i Monti Musi. Questo prato che si vede è il pascolo di Casera Niskiwark, dove sono stato a dormire con Peugeot. Dopo c'è l'Alta Val Torre qua e il Gran Monte, e lì dietro c'è la pianura praticamente. Questo è il Monte Cal, boscoso ma con una piccola cima erbosa, ma il panorama non è granché. Da questa parte invece, come ti dicevo, credo questo, uno di questi qua è il Monte Banera, e poi in quella direzione si va al Monte Guarda. Come spuntino prima di ripartire mi sono portato Bivo. Devo ringraziare il team di Bivo, i ragazzi di Bivo, perché hanno deciso di continuare la collaborazione con me e io sono ben contento di questa collaborazione e di poter anche utilizzare i prodotti durante le mie uscite. Inoltre c'è una novità: hanno deciso di attivare dei codici sconto e hanno dato un codice sconto anche a me, quindi se sei interessato in Bivo puoi andare sul sito e utilizzando il codice The Mountain Rambler hai diritto al 10% di sconto. Se invece non sai che cos'è Bivo, non ne hai mai sentito parlare, ti lascio il link in descrizione dove ne parlo. E ti invito ovviamente ad andare a vedere anche quel video. Io adesso chiudo tutto, raccatto le mie cose, torno giù alla macchina. Ti ringrazio per avermi seguito, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!